Emanuele, vuoi prendere per sposo Davide? Sì. E tu, Davide, vuoi prendere per sposo Emanuele? Sì. 10 febbraio, a pochi giorni dalla ricorrenza di San Valentino, abbiamo deciso di fare una proposta che ha smosso la città di Mantova ed è andata oltre i confini della provincia, un matrimonio civile simbolico, dal titolo, una giornata, una manifestazione dal titolo L'amore non fa differenze, per dire a questa città e a questo paese che i nostri amori meritano il riconoscimento dei diritti e l'equiparazione dei diritti come per tutte le altre coppie, quindi non solo come singoli ma anche come famiglie. E oggi vogliamo dirlo forte e chiaro a tutta la città. Verrà celebrato un matrimonio civile simbolico e la particolarità che è una novità per questo paese, la particolarità di questa cerimonia è che coppie eterosessuali e coppie omosessuali insieme oggi faranno una promessa davanti alle figure istituzionali che celebreranno il matrimonio e il simbolo che avranno queste coppie sarà questo tulipano bianco, che è un simbolo di amore fedele e duraturo. Ecco, questo sarà il nostro simbolo. Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Primo capoverso. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Ok? Stefano, vuoi prendere per sposo Carlo? Sì. Carlo, vuoi prendere per sposo Stefano? Sì. Potete baciare. Mattia, vuoi sposare la qui presente Laura? Grazie di rendere tutto leggero, sì. Non ho sentito bene il sì. Sì. No, sì. E tu Laura, vuoi prendere questo grave fardello nella vita che si chiama Mattia qua come tuo sposo? Sì, lo voglio. È la nostra eroina, è la nostra eroina. Bacio! Vuoi prendere per tuo sposo Riccardo? Lo voglio. E tu, Riccardo, vuoi prendere per tuo sposo Lorenzo? Lo voglio. Potete baciare. Sergio, vuoi prendere come tuo sposo Mauro? Sì, lo voglio. Mauro, vuoi prendere come tuo sposo Sergio? Sì, lo voglio. Sì. Potete ribaciarvi. Sara, vuoi prendere per tuo sposo Francesco? Sì, lo voglio. E tu, Francesco, vuoi prendere per tua sposa Sara? Sì, lo voglio. Bene. Roberto, vuoi prendere per tuo sposo Riccardo? Sì, ancora una volta sì. E tu Riccardo, vuoi prendere come tuo sposo Roberto? Certo lo voglio. Ti risposiamo. Luca, vuoi prendere come tuo sposo Stefano? Sì. Potete baciarvi. Daniela, vuoi prendere per tua sposa Enrica? Sì, E tu Enrica, vuoi prendere per tua sposa Daniela? senz'altro. Sì, lo voglio. Baciate. Oggi sarà una giornata sì, dove noi cerchiamo di, attraverso dei simboli, di far luce su un vuoto legislativo e giuridico che va avanti ormai da troppo tempo ed è arrivato il momento di dire basta. Francia, Inghilterra, come tanti altri paesi europei hanno seguito l'onda, sono andati verso la strada del matrimonio civile per tutte le coppie. I diritti civili per un paese sono una priorità, perché un paese e il futuro di un paese
deve e va avanti e vive anche attraverso i diritti civili che le persone che fanno parte di questo paese riescono a godere. Per cui questa è la nostra rivendicazione. Chiediamo il matrimonio aperto ed esteso anche alle persone dello stesso sesso e oggi è il momento giusto per poterlo dire, per poterlo rivendicare e per poterlo sostenere tutti insieme, perché questa è una battaglia di tutti. Sì, lo voglio. E tu Samantha, vuoi sposare la qui presente Biana, scusatemi, che sono un po' emozionato. Sì, lo voglio a manetta. E tu mamma Loredana, vuoi prendere per tua sposa la qui presente mamma Marcella? Sì, lo voglio. Auguri a voi e ai vostri figli.